Ritorniamo su un tema che avevamo già affrontato nella scorsa legislatura. Infatti il mio collega Usai aveva già fatto una interrogazione a suo tempo. C'è stato segnalato che in data 22 febbraio l'azienda sanitaria ha comunicato appunto che presso il poliambulatorio di Gradisca di Sonzo è stata nuovamente rilevata la presenza del batterio Legionella. Nel 2017 ci sono stati molti interventi di sanificazione, di chiusura del medesimo, per il medesimo problema e nel 2018 appunto il mio collega era già intervenuto. Ora, come ci è stato segnalato, c'è stato nuovamente il problema con la conseguente sospensione delle attività di ambulatorio e la chiusura anche della fornitura ovviamente dell'acqua, perché c'era da fare tutta la parte di sanificazione e quindi ritenendo anche che lì c'è l'ambulanza del 118 che stanzia e ovviamente non avere a disposizione l'acqua credo sia anche in questo periodo importante avere invece. E quindi volevamo sapere con l'assessore, insomma, dall'assessore quali sono stati gli interventi fatti per risolvere il problema e anche per tutelare appunto gli operatori che lì lavorano, perché abbiamo visto che i valori riscontrati in alcuni campioni erano anche 16 volte superiori al limite consentito, diciamo, dalle normative. Grazie. Grazie, prego Assessore. L'azienda sanitaria mi comunica che a seguito delle positività riscontrate nei campioni sono state poste in essere immediatamente tutte le azioni correttive necessarie. È stata aumentata la percentuale di cloro nella rete idrica da 0,3 a 0,5 ppm. Sono stati controllati tutti i punti di adduzione. È stato flussato sistematicamente tutto l'impianto provvedendo ad un rialzo della temperatura a 70 gradi ed infine sono stati installati filtri di abbattimento su tutti i rubinetti a livello dei quali vi è stato un riscontro di positività al di sopra delle 100 unità. È inoltre disponibile da tempo acqua attraverso appositi distributori automatici. Nella settimana che va dal 15 al 19 compreso è in programmazione il monitoraggio di verifica delle azioni correttive intraprese. Grazie Assessore, prego Consigliera Dalzovo. Sì, ringrazio l'assessore, speriamo che si riesca a risolvere insomma, prontamente questo problema e che non si ripresenti in seguito e niente, mi dichiaro soddisfatta e lo Grazie. ringrazio.